Oggi si inaugura questo spazio teatrale, questo laboratorio di Teatranima, ecco, una iniziativa sicuramente bella, culturale, che si pone anche degli obiettivi, lo chiediamo a lei proprio come regista. Sì, Teatranima nasce nel 2015 come associazione culturale, ma anche compagnia teatrale e laboratorio di teatro per adulti, per bambini. Adesso, grazie alla disponibilità di Don Giuseppe Pontillo, della Curia e il responsabile dei beni ecclesiastici, ci hanno dato la disponibilità di questi spazi che noi abbiamo preso con notevole gratitudine in carico, li stiamo sistemando per restituirli alla città e anche alle altre associazioni che abbiano necessità di spazi dove creare corsi, laboratori, mostre, reading. Quindi Teatranima Hub adesso si aggiunge a Teatranima e a Teatranima Lab. Obiettivi culturali quali sono? Cosa avete in mente di realizzare? Qualcosa, qualche iniziativa in particolare? Intanto il laboratorio teatrale si sposterà qui, adesso finalmente come sede, come luogo dove possiamo appunto creare tutto quello che prima non potevamo per motivi di logistici, per motivi di mancanza di spazi, di orari eccetera. E poi è tutto in divenire perché oggi apre e da domani è aperto a qualsiasi idea. Vedremo un po', sicuramente questo è un luogo per mostre, per corsi, per master, per reading, piccoli eventi, anche perché oltre che lo spazio interno abbiamo lo spazio esterno. È un luogo affascinante, è un luogo storico, ma soprattutto storico nella memoria degli agrigentini, perché io vedo moltissime persone, magari non più giovanissimi, che però vengono qui a visitare e si ricordano della loro giovinezza, la loro infanzia, venivano qua a scuola, c'erano i salesiani, c'erano tante attività. Stiamo riscontrando veramente proprio un interesse notevolissimo per questo posto che non era fruibile. Adesso speriamo che sia sempre più fruibile giorno per giorno. A chi si rivolge principalmente? Ma noi cerchiamo di rivolgerci a tutte le fasce d'età. Ora tenere il laboratorio è aperto più alle fasce più grandi, però agli adulti, però adesso contiamo di aprire un laboratorio teatrale ai più piccoli, rivolto ai più piccoli e ai giovani. Infatti si chiamerà Teatranima Lab Kids, è rivolto proprio appunto ai più giovani. Allora facciamo un appello a chi vuole venire qui, magari a iscriversi, a frequentarlo, avere insomma un'esperienza attiva. Teatranima è, a parte i laboratori teatrali, dicevo, per adulti, per piccoli e giovanissimi, è aperto a tutte le altre associazioni, organizzazioni culturali, turistico anche, chi abbia voglia di collaborare con noi utilizzando questi spazi insieme. Basta contattarci, noi abbiamo una pagina Facebook, abbiamo un gruppo Facebook, quindi è facilissimo, ecco, trovarci ad Agrigento.